Lui c'è quest'anno nella presentazione. Fuori no. Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramondi Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente. Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovosodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere. Vai Test, buonasera e ben ritrovati sul canale YouTube di Futsal Veneto TV per la seconda puntata di Zona Futsal, il vostro test con la regia di Michele Di Giambattista e ovviamente l'aiuto fondamentale di Andrea Di Giambattista dietro le quinte per raccontarvi quello che succede nel nostro amato mondo del futsal. La settimana importante questa, partiamo subito, poi andrò anche a presentarvi gli ospiti, due qui presenti fisicamente, due invece li abbiamo a casa. Qui mi è partito anche l'audio del mio tablet, vedi le cose che si fanno al volo, no? Adesso non riesco più a togliere il volume, ce l'ho fatta. Sono un boomer. Stavo dicendo, allora li vediamo qua inquadrati, andiamo subito a presentarli. Aurelio Grisciai, capitano del DBS Miane. Ciao Aurelio, Buonasera. benvenuto qua a Zona Futsal. E lì di fianco c'è Tiago Resner, ex giocatore, oggi allenatore. Non servono tante presentazioni, dell'Olimpia Verona. Ciao Tiago, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. A casa abbiamo un altro ex giocatore, oggi allenatore, mondo femminile. Allora salutiamo anche Diego Albertini. Ciao Diego, benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a tutti. Tra l'altro Diego Albertini già il terzo cambio d'abito, complimenti in poco tempo. Sì, sono meglio di Belen. Qui avrei qualcosa da ridire. E più tardi ovviamente avete visto anche la locandina che ha presentato questa puntata, andremo anche ad incontrare, ad ascoltare Gabriele Landi, tecnico tuttofare del Mestre Fenice, della prima squadra dei giovanili, insomma personaggio di spicco del mondo veneziano. Partiamo subito dal mondo veneziano per fare i complimenti al futsal Bissuola di mister Nicola Vamos Paglianti. La prima squadra veneta festeggia la promozione, lo ha fatto la settimana scorsa andando a vincere. Qui intanto vedete le immagini dell'Arzignano con il ricordo del Pirata. Apriamo anche salutando il Pirata, il buon tifosissimo del Griffo dell'Arzignano, insomma un tifoso colorato del mondo arzignanese. Venerdì scorso il saluto anche della sua squadra. Tra l'altro Tiago, anche tu hai avuto modo di vederlo nella tua carriera da giocatore, personaggio pazzo però grande passione. Sicuramente è una figura che ha portato tanto entusiasmo ad Arzignano e non solo, e che ci mancherà di sicuro soprattutto a
al calcio a 5 lì di Arzignano. Intanto si connettono già a scrivere i primi messaggi i tifosi del Bologna, il tifoso del Bologna Gabriele Ricchi, che è stato presente alla Belbotea Arena dove c'eri anche tu, Aurelio, con il tuo DBS, un DBS che venerdì, parliamo già di campionato, di quello che è stato, venerdì ha perso in casa del Mestre Fenice, poi ascolteremo anche Gabriele Landi, ma non ha affatto demeritato e nonostante magari i punti di distacco delle prime posizioni, una stagione fin qui comunque buona, positiva. Una stagione sicuramente non iniziata nel migliore dei modi, però siamo stati bravi nel sistemare quello che c'era da sistemare e stiamo facendo una seconda parte di campionato importante. Peccato per come sia andata la partita di venerdì, in quanto abbiamo cercato di proporre il nostro gioco creando tanto, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e abbiamo pagato degli errori difensivi. Ma siamo subito concentrati sulla partita che ci aspetterà venerdì, una partita per noi fondamentale, quella coi Pupi, e siamo carichi. Carichi come lo sono state tante squadre venete in una settimana dove a livello nazionale le coppe sono stati grandi protagonisti. Prima di tutto da parte di Zona Futsal ovviamente complimenti ad ogni squadra veneta che porta alto i colori della nostra regione, super mega grandissimi complimenti agli amici del Futsal Cornedo perché sono approdati alle semifinali della Coppa Divisione, una coppa che raccoglie le squadre tipo una FA Cup inglese dalla Serie A alla Serie B. Cornedo che in casa nella bolgia del Pala De Gasperi, tu Tiago ci hai giocato nel Pala De Gasperi? Sì, tante volte. E sai cosa vuol dire giocare da avversario nel Pala De Gasperi? Un catino infuocato, 4-3 all'84, ovviamente complimenti sicuramente anche da parte tua, ma cosa significa per il Cornedo aver battuto la squadra che è seconda nella Serie A italiana? Stefano, aver vinto contro L84, una società come il Cornedo che punta tanto sui giovani, in un palazzetto così caldo, sicuramente è frutto di lavoro della società, dei ragazzi, del mister, e è qualcosa che ci dà anche un po' di speranza a livello giovanile, perché se guardo ad esempio anche Nicola Moroso, con gol, con assist, giocare a quei livelli lì, aiutare la squadra a vincere, è qualcosa che dobbiamo solo fare i complimenti e applaudire. Il mio obiettivo è avere qui il buon Lupo Fabrizio Amoroso e il figlio, perché insomma sangue da bomber. Cornedo che il 17 marzo affronterà l'Active Network, altra formazione di Serie A, insomma i sogni sono fatti per essere esauditi. In bocca al lupo ai blu amaranti che possono arrivare fino alla finalissima che si giocherà in Emilia Romagna, nelle Marche il prossimo 15 di aprile. Una carrellata veloce anche con le Coppe Italia, partendo dalla Serie 2 Elite, con la vittoria del Petrarca Padova, capolista del girone A di Serie 2 Elite, che ha battuto 4-0 il Macam Prata. Petrarca Padova che ha già vinto la competizione, proprio la coccarda della 2 Elite, e ora cercherà il bis 27 e 29 marzo sempre nelle Marche. Un passetto più indietro invece Coppa Italia Serie 2 Elite settimana prossima, sempre con il Cornedo, non poteva giocare la sua sfida in casa dell'Orange Asti, una partita difficile ma non scontata visto quello che hanno fatto, e l'augurio che possano anche i Blu Amaranto arrivare alle finali marchigiani. Abbiamo aperto facendo i complimenti al Futsal Bissuola, complimenti doppi perché il Futsal Bissuola è approdato anche alla Final 8 della Coppa Italia di Serie B, ha battuto il Team Giorgione 6-3 in una sfida bella tosta, infuocata come sono state le sfide cadette. Team Giorgione, poi ovviamente entreremo nel vivo di tutto quanto, che è anche la squadra di casa della Belbotea Arena, una Belbotea Arena dove Aurelio sei stato protagonista nel primo turno della Final 8 di Coppa. Che ricordo ti dà e quali sono anche le emozioni che si sono vissute in quei giorni per voi nella prima giornata di gara, insomma davanti a tanta gente, con il grande lavoro alle spalle del calcio a 5 Veneto? Sicuramente è stata un'esperienza importante per noi come società proprio e per ognuno di noi come giocatori. Sicuramente giocare in un palcoscenico come quello del Belbotea Arena è un'esperienza importante. Abbiamo trovato il Montello, una squadra
sappiamo bene quello che sta facendo, siamo felici di come siamo riusciti a organizzare la gara e sicuramente è stata un'esperienza molto importante. Intanto con le immagini stiamo vedendo proprio la sfida che hai giocato tu, capitano del DBS Miano, alla Palla Franchetti contro il Mestre Fenice. Immagini, ovviamente il ringraziamento a Roblox che ci dà la possibilità di rivedere con gli highlights ogni settimana le sfide della Serie C1. Ti ho appunto chiesto della Belbotea Arena perché era un assist, anche se io ero abituato a giocare dietro come difensore, perché siete stati eliminati dal Montello, un Montello che abbiamo avuto la settimana scorsa Alessandro Donisi, il tecnico trevigiano, ospite qui a Zona Futsal, un Montello che ha pareggiato la gara di ritorno contro la formazione piemontese e ha staccato il pass per la Final Four. Sarà una Final Four davvero avvincente, se la vedrà con Cerreto Desi, Vittoria Solofra e ICR Lamezia, insomma importante le finali di C al femminile invece, che vedranno in campo il Bologna che ha trionfato alla Belbotea Arena. Insomma, un grande antipasto. Questa era la Coppa Nazionale, poi invece nelle prossime settimane ci saranno i quarti di finale di C2 e poi anche quelli di Serie D per arrivare ancora una volta alla Belbotea Arena alle Final Four, in programma l'11 e 12 aprile, ovviamente con Futsal Veneto TV e il vostro bellissimo test pronto a raccontarvi le emozioni. Torniamo un attimo con l'immagine che abbiamo visto prima, Aurelio, una sconfitta che fa male, quel gol che probabilmente c'era il colpo di braccio, poi visto da qui è anche semplice, siamo quasi seduti, ci manca solo la birretta per vedere bene la partita, però appunto conferma che la C1 non è assolutamente scontata. Abbiamo visto anche qualche immagine di Montello Vigoreal ha dato del filo da torcere alla capolista, l'Arzignano che ha perso un punto importante nel suo cammino. Insomma, una C1 davvero interessante ed entusiasmante, anche se i primi due posti sono andati, ai playoff sarà difficile arrivarci. Diciamo che, come hai detto bene tu, le capoliste ormai stanno facendo un campionato a parte, però come sappiamo bene ormai il campionato di C1 è diventato un campionato importante, ogni partita è una gara a sé, di conseguenza bisogna sempre stare concentrati per ogni partita che c'è, perché è sempre una storia a parte. Tiago, tu il campionato di C1 lo hai anche giocato in passato, insomma di campionati ne hai fatti tanti, sei arrivato in Italia nel 2009, hai girato un po' in lungo e in largo, da sud a nord, da nord a sud, adesso ti sei sistemato qua nel Veneto, si mangia, si beve bene, c'è del buon futsal. Da fuori, tu che segui per Olimpia Verona, insomma sei responsabile tecnico di tutto il settore giovanile. Olimpia Verona che è la squadra in Serie A2 che comunque si sta comportando bene, i giovani sono il futuro, ma in C1 cosa vedi? Comunque nelle categorie regionali ci sono giovani interessanti per quello che tu puoi conoscere, visto che comunque gli impegni di tutto il settore giovanile ti portano magari il venerdì sera a riposare, a tirare un attimo un sospiro. Sì, Stefano, come hai detto, sono arrivato qua nel 2009, ho girato un po' dappertutto e verso più la fine della mia carriera ho fatto alcuni campionati regionali qua in Veneto, che per fatalità è stato bloccato dal Covid al periodo. E ti dico sinceramente, adesso non seguo più tanto i campionati delle prime squadre. Seguo qualcosa. Conosco qualcosa della C1 perché c'è la Mestre Fenice del mio caro amico Gabriele, c'è il Pupi lì di Verona che ogni venerdì vado a vedere le partite, ma sicuramente i giovani interessanti sono dappertutto. Quello che manca a tanti di loro è un'opportunità per giocare, per farsi vedere. E con queste regole di formato, non formato, eccetera, è ovvio che tanti giocatori di altissimo livello scendono, vai a vedere Jesolo l'anno scorso, il proprio Montello quest'anno, e quello è un bene perché si alza il livello del campionato e tutti devono giocare contro dei campioni, ecco, dei ex campioni.
Calcio maschile, calcio a 5 maschile, ma anche femminile. Allora andiamo a casa di Diego Albertini che ci ha ascoltato fino adesso. Diego, lo ammetto, mi ero dimenticato di te. No, dai, a parte gli scherzi. Diego, appunto abbiamo parlato di Coppa. Voi eravate presenti anche voi nelle finali di Tombolo, finali mix Veneto Emilia Romagna. Ha vinto il Bologna, un Bologna che andrà ad affrontare la fase nazionale. Visto che c'è qualche tifoso che ci sta seguendo anche dalla città felsinea, cosa ci puoi dire? Cosa hai visto di quel Bologna e cosa può dire anche a livello di finali nazionali, Diego? Allora, intanto ha vinto meritatamente il Bologna, perché è una squadra sicuramente strutturata per il salto di categoria e per provare a puntare alla Coppa, che chiaramente ha poi vinto. Secondo me, hanno una guida tecnica estremamente preparata. È stato bello vedere, diciamo, anche a livello di scenico, i tifosi che seguono sempre questa squadra, quindi sicuramente il movimento è in crescita. A livello nazionale è chiaro che poi dopo, passando poi dopo i turni, vai a scontrarti con squadre altrettanto preparate, quindi penso che anche per loro sarà complicato, ecco, perché comunque sia hanno la necessità di gestire sia il campionato che la Coppa, quindi non è una cosa così facile. A livello di Final 8, intanto devo portare i complimenti da parte di Bologna, da parte di alcune squadre emiliane che poi dopo noi incontriamo in campionato, perché a livello organizzativo dicono che non esistono nei paraggi regioni che sono in grado di programmarla e gestirla come siete stati voi. Quindi questo penso che sia un valore aggiunto a questo sport e un valore aggiunto a voi per l'impegno che mettete. Dal punto di vista invece prettamente tecnico, è chiaro che ci sono squadre che obiettivamente sono costruite in maniera differente. Faccio un esempio dalla nostra: ci sono squadre che hanno magari rinunciato alla categoria maggiore, tipo la Serie A, per fare poi dopo la C, sono imbottite di stranieri e quant'altro. È chiaro che vai anche ad incontrare delle squadre che sulla carta, diciamo, hanno quel qualcosa in più, però per noi sicuramente, per noi e per altre squadre che hanno poi partecipato, è stato un banco di prova importante. Siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra assolutamente che dal punto di vista dell'organico e delle spese non ha niente a che vedere con noi, quindi questo è un valore aggiunto, un merito che io do alle mie ragazze. Ecco, assolutamente sono estremamente orgoglioso di quello che hanno fatto. Abbiamo visto intanto con la grafica di Michele Di Giambattista anche la classifica del campionato unico di Serie C Veneto Emilia Romagna. Allora l'assist al sottoscritto per ringraziare Nicola Cecchinato e tutto lo staff di C5 Time, il buon Cecchi, che poi andremo ad ascoltare con il punto sulla C1 e il punto sulla C2. Tra l'altro, Diego, vorrei anche aggiungere che in quelle finali, almeno io, ma per ultimo, ma gli altri lo avevano già scoperta prima, insomma hai un portiere classe 2009 che potrà dire la sua sia a livello di TDR nei prossimi anni, ma comunque essendo un 2009, un under 17, insomma ha il futuro tutto dalla sua parte. Ginocchio, non mi ricordo se si chiamava Nicole. Sì, lei è Nicole Ginocchio. Comunque tieni presente che noi l'anno scorso inizio stagione, abbiamo dato 7 ragazze alla rappresentativa regionale, quest'anno ne abbiamo 5, quindi vuol dire che è una squadra comunque costruita anche sulle giovani, a cui noi crediamo molto. Nicole sicuramente è un talento, cerchiamo di farla crescere nel modo corretto, e anche lei ovviamente allenata da un preparatore, dal mio staff, che è composto da Aurora Zen e da Alberto Salbego, che chiaramente sanno quello che devono fare. Lei ovviamente sta cercando di cogliere tutto quel meglio che può, ecco. Sì, è giovane, deve ancora lavorare tanto, però insomma le soddisfazioni e la bravura le ha già dimostrato, quantomeno a Tombolo, perché non è semplice. Poi lo chiederemo anche da Aurelio, che l'anno scorso ha fatto parte della rappresentativa del Veneto al TDR. Insomma, la giovane età, tante volte per giocare di brutti scherzi ci vuole testa.
Sì, sì, assolutamente. La ragazza è obiettivamente matura, ma posso dirti che tutto il gruppo squadra, a ogni fine allenamento, se non si sono allenate bene, non sono soddisfatte, cioè nel senso è un gruppo fantastico, riescono comunque sia tra giovani e meno giovani a creare quell'amalgama che secondo me è necessaria, ecco, soprattutto in questa categoria, fermo restando che ci sono poche squadre, non siamo riusciti a fare un girone unico soltanto Veneto, abbiamo la fortuna che si sono aggiunte Cornedo e Dreamfight 2 Ville con squadre praticamente fatte di under, però abbiamo degli spostamenti importanti fuori regione, cioè in Emilia Romagna, e quindi diventa un banco di prova importante, ecco, per queste ragazze, quindi è un motivo di crescita e loro chiaramente si stanno mettendo in gioco nel miglior modo. Torniamo qui in studio, Aurelio, hai già pronto che il microfono, già pronto per rispondere alla mia nuova domanda. Appunto, giovani, ce ne sono tanti in Veneto, anche in C1, insomma, vabbè, Mestre Fenice a parte che è una squadra solo di giovani che ogni anno sforna grandi campioni, ne stanno arrivando molti, anche se poi ne parleremo anche con Tiago, c'è ancora tanto da fare. Nel tuo caso sei la terza stagione, sei già comunque capitano del DBS Miane, questo significa che hai dimostrato, come si può dire, la cazzimma, il carattere, gli attributi, perché non è che capitano si diventa non appena maggiorenne, voglio dire, però hai fatto un percorso come è solito fare da tanti, hai smesso di giocare a calcio, sei arrivato a giocare anche in eccellenza, le giovanili con la squadra, con l'Eclissi, e l'eccellenza, che è un gran campionato, l'eccellenza, e poi hai iniziato con il calcio a 5. Vorrei che tu raccontassi il motivo che ti ha spinto di, insomma, giocare sempre con un pallone che non rimbalza e cambiare scarpe. Un ringraziamento speciale a questo va a Claudio Buso, che è il motivo principale per il quale ho fatto questo cambiamento. Ho smesso di giocare a calcio 11 con l'intenzione di prendermi proprio una pausa da quello che era questo sport, ma ho trovato questa offerta che per me è stata irrinuncibile, che è questa appunto del presidente. E Miane per me è casa, diciamo che ho iniziato a calciare i primi palloni a Miane dopo essermi spostato per 10 stagioni al Careni, e quando mi è stata arrivata questa proposta per aiutare la squadra del mio paese, dove veramente il calcio a 5 è vissuto in maniera importante, non sono riuscito a dire di no. Sono molto contento di aver accettato questa sfida, mi ha portato le mie soddisfazioni e di conseguenza ringrazio di nuovo Claudio Buso, la società e tutti quelli che mi hanno aiutato appunto per diventare quello che sono riuscito a fare per ora. Tanti gol, tante emozioni, lo scorso anno lo scudetto Under 21 e sappiamo che tu sei un giocatore che va forte sia in campo ma anche in macchina, giusto? No, dai, un piccolo dietro le quinte perché giustamente qua ci sono solo autovelox, cioè la cazzata ci stava, insomma, dai. No, ma dai, a parte gli scherzi, per questa stagione invece gli obiettivi abbiamo detto insomma che i playoff difficilmente potranno essere raggiunti perché le prime due volano, hanno un distacco importante, però si mettono le basi, le tue aspirazioni, cosa c'è dentro l'Aurelio Grisciai per il presente immediato e anche il futuro? Per il presente sicuramente l'obiettivo più vicino, che è l'obiettivo principale mio come giocatore, come capitano e poi come società, è la salvezza. Come dicevo prima, la partita di domani è lo step principale che andremo ad affrontare per raggiungere il nostro obiettivo, e poi sicuramente il nostro obiettivo è quello di finire la stagione nel miglior modo possibile per poi partire l'anno prossimo con delle basi già formate. Allora io direi, se la regia è pronta, di andare ad ascoltare il punto sulla C1 del buon Nicola Cecchinato e poi torneremo qui in studio a parlare ancora di futsal in tutte le salse. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Zona Futsal. In questa seconda puntata C5 Time torna puntuale per fare il punto sui temi caldi del calcio a 5 Veneto. Partiamo subito dal palcoscenico più prestigioso, la massima serie regionale. Il countdown è iniziato, mancano solo 5 tappe al traguardo della regular season.
La Serie C1 non concede più sconti. Il primato vale il volo diretto in Serie B. Dal secondo al quinto posto invece si scatenerà l'inferno dei playoff. In coda tra cuore e sudore, ogni centimetro di parquet può valere la salvezza o il baratro della C2. La lotta al vertice entra nel vivo. Riflettori puntati sulla capolista, il Montello Futsal 2020. Con 54 punti e una dote di 100 reti realizzate, la formazione di mister Alessandro Donisi sbarca a Tombolo. Di fronte troverà il Futsal Infinity Godego. L'obiettivo dei primi della classe è chiaro: blindare il pull a 4 sull'Arzignano. Per gli uomini di mister Paolo Marotta, invece, la zona playoff è a portata di mano, anche se il distacco dalla seconda rende tutto più difficile, una stagione comunque da incorniciare. Insegue l'Arzignano, a quota 50 punti e con una gara in meno. La squadra di mister Luciano Sebastiano arriva con la miglior difesa del campionato. Il doppio obiettivo è ambizioso: tenere il fiato sul collo al Montello e blindare il distacco di 8 punti sulla terza per l'accesso ai playoff nazionali. Attenzione però alla marca Futsal, penultima in classifica. I ragazzi di mister Gigi Regondi hanno bisogno di punti immediati per scacciare lo spettro della retrocessione. Match incandescente quello tra l'Atletico Conegliano di mister Franco Brusaferri e il Cosmos 9 di Luigi Zanetti, con una classifica deficitaria. I trevigiani puntano a ridurre il gap dall'Arzignano, mentre gli ospiti hanno fame di punti per agganciare il 10° posto e la salvezza diretta. All'Olof Palme di Cadoneghe va in scena una sfida al cardiopalma tra i padroni di casa del Vigoreal e le giovani furie del Mestre Fenice Next Gen. Gli uomini di mister Gabriele Landi difenderanno con le unghie il 4° posto, nonostante la forbice punti renda difficile la partecipazione ai playoff. Al Palamiane si affrontano due realtà che si sono conquistate una piazza d'onore. Il DBS Miane punta alla top 5, mentre i veronesi del Pupi cercano il sorpasso. Per il Valdagno di mister Pablo, Daniel Ranieri è ormai dentro o fuori. Ultimi con 12 punti, i vicentini non possono più fallire se vogliono sperare nei play-out. Gli avversari padovani dell'Union Diavoli viaggiano a quota 27 e puntano a consolidare la griglia play-off, un risultato senza dubbio onorevole. Infine osserverà il turno di riposo il Miti Vicinalis, una sosta carica di tensione per i trevigiani di mister Daniel Correa, spettatori interessati. Si preannuncia una 22ª giornata vietata ai deboli di cuore. Buona serata a tutti da C5 Time, alla prossima puntata. Grazie al buon Nicola Cecchinato per il punto sulla C1, un Nicola Cecchinato impeccabile con i numeri di tutto lo staff di C5 Time. Tiago, insomma, c'è quel duello in C1 tra Arzignano e Montello, un duello che durerà fino alla fine. Secondo te chi potrebbe spuntarla, visto che insomma conosci bene tanti giocatori? Da una parte abbiamo giocatori che qualcosa hanno vinto, tipo Leandrino, un nome su tutti, Edgar Bertoni, Boin in porta, dall'altra parte Zuccon, tanti gol, Iabre, insomma come dicevi prima, viste anche le regole dei campionati nazionali, la C1 è salita di livello in modo impressionante. Sì. Come ho detto prima, non sto seguendo tanto il campionato. Com'è la situazione Arzignano e Montello? Sì, scusami, il Montello, questo qua è difficile per te, hai ragione. Il Montello è davanti a 4 punti, ha una partita in più, però mancano 5 partite, insomma, perché ci è mancato l'audio dell'inizio del buon Cecchi, almeno qui in studio. Riformulo un attimo la domanda. Sì, ho capito. No, ma cosa bisogna fare per vincere? Tu che insomma qualche partita per vincere l'hai giocata. Allora, in questo caso qua sicuramente vincerà chi sbaglierà di meno. Punto. Risposta molto politica. Eccola qua la classifica. Con il Montello 54 punti, 20 partite. L'Arzignano 50, ne ha giocati 19. Il Conegliano, che doveva essere la terza squadra in forza. Aurelio, ti dà un po', diciamo, noia, possiamo dire così, che il Conegliano di mister Brusaferri abbia così tanti punti di differenza dalle altre? Quantomeno in estate sembrava dovesse essere la terza, ma lì nel giro di breve lunghezza. Prima dell'inizio della stagione è chiaro che le aspettative per delle squadre che formano una rosa competitiva per vincere è chiaro, però durante la stagione è pieno di inghippi, è pieno di problematiche. Di conseguenza il Montello e l'Arzignano hanno fatto un campionato a parte da subito, sono stati bravi perché sono state le squadre che hanno sbagliato di meno, sono state le squadre che secondo me sono riusciti a sfruttare gli errori delle altre squadre. Niente da dire, è giusto fargli i complimenti e se sono lì è giusto così.
Giusto così. E allora apriamo un attimo anche una parentesi su quello che è il settore giovanile, e qua sicuramente sei molto più afferrato in questo momento. Prima, restando sempre comunque collegati alla C1, poi avremo anche in collegamento il buon Gabriele Landi. Next Gen hanno avuto il coraggio di farlo, avevano anche le potenzialità per fare una cosa che non fosse così buttata lì a caso. Tu che lavori, tu che vivi il mondo del futsal giovanile, cosa rappresenta e cosa deve rappresentare questa Mestre Fenice Next Gen che nel giro di pochi anni insomma è arrivata da protagonista a giocarsi un campionato di C1? Tanti giocatori che crescono dentro il settore giovanile hanno le capacità per fare una prima squadra, ma alle volte non sono ancora pronti. E la scelta di fare una seconda squadra fatta da questi ragazzi, io la difendo, io la vedo come una cosa estremamente funzionale, perché cosa succede spesso, Stefano? Le società creano i giocatori, quelli che non sono pronti ad andare alla prima squadra spariscono, ok? Quindi anche se le società che puntano a formare giocatori per le prime squadre devono fare come ha fatto il Mestre Fenice. Ci sono altri anche che hanno fatto questo, no? O solo Mestre? Beh, c'è il Petrarca Padova che comunque ha le sue squadre minori, diciamo in Serie D, la Came Treviso che quest'anno ha la squadra in C2, nello stesso girone, anzi no, nel girone C, nel girone A c'è anche il Futsal Giorgione con il buon Robson Marani, insomma squadre che hanno anche il Cornedo, stesso Cornedo, squadre che comunque hanno un grande settore giovanile, numeri importanti e iniziano insomma a dare anche continuità a quello che è il lavoro giovanile, perché poi un conto è giocare una sfida giovanile, poi lo confermerai anche tu sicuramente Aurelio, un conto è anche giocare contro un Edgar Bertoni, un Leandrigno o giocatori come David Tressi in C2 che conosci molto bene tu Tiago, insomma non dico solo per il gioco che se uno ti entra duro lo senti di più, però comunque ti forma anche caratterialmente giocare contro certi livelli. Infatti. E sicuramente alla formazione dei giocatori è fondamentale. Poi c'è una cosa, Stefano, che c'è da capire, no? Ci sono 3 modelli di scuola calcio. Scuola calcio sociale, dove il risultato non è la cosa più importante, è aperta a tutti quanti, venite, togliamo i bambini dalla strada, togliamo i bambini che magari non hanno possibilità di giocare da nessuna parte. C'è il modello sportivo è quello che vogliono solo i più forti, solo i selezionati, l'obiettivo principale è vincere, essere in testa alla classifica, e poi c'è il modello business, che non interessa né tanto il risultato, ma numero di bambini, quote, iscrizioni, bravo, bravissimo. Quando io vedo le società che per mantenere i ragazzi dentro le loro società, anche per una questione di senso di appartenenza, per dare un futuro a loro, io apprezzo e vediamo se riusciamo nei prossimi anni a fare questo anche a Verona, con i ragazzi che cresceremo lì, perché quando saranno pronti potranno fare esordio in Serie A2, in Serie B, in Serie A, ma fare il processo formativo, il percorso formativo in Serie C contro i campioni che hai appena citato sicuramente è un plus per questi ragazzi. Diego, mi senti? Forte e chiaro? Sì, ti sento. Giusto Vabbè, per è chiaro che, no? è chiaro Tu eri che in l'indotto campo. poi fa la differenza, cioè nel senso parliamo di Mestre, cioè dove l'indotto sicuramente è Padova, dove hanno un indotto che sicuramente è superiore ad altri, quindi hanno anche più scelta, però il fatto di provare ad investire in questo modo secondo me è positivo, cioè il fatto che comunque sia si riesca a sfornare dei ragazzi che poi dopo nell'arco poi di certi anni possano riuscire a passare a categorie superiori, questo sicuramente è un grosso vantaggio, purtroppo non è così facile riuscire a mantenere quello che è un settore giovanile, quindi le risorse bisogna in qualche modo trovarle e sicuramente non è facile, ecco. Io se devo farti proprio un esempio così a breve, sono andato sabato
fatalità tramite l'invito di Enrico Donin a vederlo a Camedosson contro i Cossiri Genzano, però Enrico Donin un po' di anni fa lo allenava a Cornedo, cioè si vedeva che era un ragazzo che aveva le doti e per fortuna è riuscito ad avere, diciamo, la strada spianata tramite le sue qualità a guadagnarsi anche la convocazione in nazionale. Quindi questo sicuramente è un grosso vantaggio, ma è un grosso merito, ecco, a chi riesce ad investire sui settori giovanili. Cosa non facile, lo sai benissimo, le regole che ci sono state negli ultimi anni schiavizzavano per certi versi anche gli allenatori, il discorso di avere degli under in campo obbligatoriamente, quindi tra under e over c'era una battaglia, ecco, e quindi le società hanno cercato di iniziare ad investire sul settore giovanile, cosa giustissima. E venendo nel tuo mondo, in quello del femminile, Diego, non è semplice, sarà ancora più difficile, anche se è un movimento merito anche, no, del calcio femminile che ha regalato grandi emozioni nelle ultime stagioni. Bisogna un po' approfittare di questo traino e bisogna anche magari approfittare, visto che voi da vicino di società tipo come il Bologna, che porta i colori di una squadra di Serie A di calcio, insomma bisogna sfruttare, c'è tanto lavoro da fare, e nel piccolo, comunque nel Vicentino, li hai citate anche prima, insomma il Dream 5 Due Ville e il Cornedo puntano molto sulle giovani calciatrici, e la speranza è quello che possono essere da stimolo e da obiettivo anche per tante altre società. Allora, intanto ti dico, società come Bologna, Sassuolo, Reggiana hanno formato, diciamo, a livello polisportiva anche il settore di futsal femminile, quindi questo per loro è un grosso vantaggio, però come ti ho detto prima parliamo di città che hanno un indotto importante. Per quanto riguarda il futsal veneto, comunque abbiamo una squadra che fa parte della massima serie. Abbiamo 4 squadre che sono tra le prime 5 in Serie B, quindi noi obiettivamente a livello regionale abbiamo una squadra che il secondo anno è stata riconfermata in toto, e sono tutte ragazze della zona. Il Cornedo e il Due Ville hanno investito su ragazze giovanissime, chiaramente per loro diventa una cosa importante andare a scontrarsi anche con ragazze che hanno fatto la nazionale, con ragazze straniere, quindi diventa un motivo di crescita. Quindi penso che a livello femminile veramente stia prendendo piede questa cosa qua, questo progetto, e il movimento secondo me ha necessità di trovare risorse, perché secondo me c'è la possibilità di far bene, ecco. Un po' come diceva prima anche il buon Tiago, cioè bisogna fare settore giovanile in modo sportivo, nel senso che i numeri, i soldi devono essere accantonati, messi da parte. Ovviamente una società ha tante spese, lo vedete anche voi nel vostro piccolo, insomma, di una Serie C che dovete viaggiare un bel po' di volte in pullman, però insomma bisogna crederci, bisogna investire, anche se No, ma ti dico siamo in Stefano, grandi noi abbiamo città, ma trasferte bisogna da 400 km tra andata e ritorno, quindi per noi sicuramente diventa un impegno sia a livello diciamo di tempistiche che anche a livello societario importante, ecco, per questo motivo, però è ovvio che confrontarsi con squadre di altre regioni, con squadre comunque sia attrezzate, abbiamo squadre che fanno 3 allenamenti a settimana, quant'altro, per noi diventa un banco di prova importante. Nel mondo giovanile, Aurelio, tu hai visto il passaggio dal calcio al calcio a 5, comunque l'Eclissi è una società dove c'era un certo tipo di calcio, cosa hai visto di differente, diciamo, non dico dentro il campo, perché ovviamente tutto è diverso dentro il campo, ma nell'organizzazione, nel retrocampo, cioè è un calcio a 5 sano, un movimento sano, o c'è qualcosa ancora magari da rubare al mondo del pallone del rettangolo verde? Diciamo che la differenza è abbastanza evidente per quello che è calcio 11 e calcio 5, non tanto per la gestione, ma rimane ancora alta la differenza tra la pubblicità di 2 sport che sono molto differenti per quanto sono seguiti. Negli ultimi anni sto vedendo che comunque il calcio a 5 sta prendendo una piega molto positiva, questo sport viene valorizzato sempre di più e questa è una cosa che fa molto piacere.
A livello di settori giovanili, ho avuto la fortuna di giocare in un settore giovanile di calcio 11 importante dove l'organizzazione era al primo step, c'erano delle regole da rispettare come è giusto che sia e penso comunque che la differenza ci sia, ma ci stiamo lavorando per rendere anche questo sport importante come calcio a 11. Tiago, non solo calcio a 5, ma anche qualcosa di più. La tua organizzazione ti porta anche a seguire il Barça, il programma del Barça, insomma vedute molto più larghe di quello che è il piccolo del mondo del calcio a 5 e comunque tu arrivi da una terra dove futsal e calcio, insomma, si giocano assieme e forse questo è ancora quello che tanti continuano a recriminare sul fatto che qua non esiste. In Italia ancora non siamo stati capaci di unire le due cose, probabilmente, almeno dal mio punto di vista, perché c'è ancora quel pensiero, la faccio veloce, ma di chi è la quota? Mia o tua? Cioè, un po' un discorso economico. Tu che hai girato comunque il mondo, che con il Barça hai girato Europa e mondo, cosa bisogna fare? Perché comunque poi lo vediamo, perché basta che parla un Ronaldinho di turno, dice ho iniziato col futsal e guarda che numeri che ti faccio anche nel campo da calcio, insomma, cosa ci puoi dire, Tiago? Stefano, è da diversi anni che anch'io cerco di capire come questa cosa può andare avanti in Italia. Il mio percorso da allenatore inizia proprio nel calcio, perché io giocavo Serie A a Corigliano, avevo una proposta per venire a Carrecchio Upano e a quello periodo avevo un procuratore. Però per poter arrivare alle condizioni che volevo, dovevo allenare 2 squadre di calcio, che era l'ex Alto Vicentino, a Valdagno, eccetera. E dopo lì... L'Alto Academy? No, era l'Alto Vicentino. Ah, l'Alto Vicentino. Dopo è fallito l'Alto Vicentino e è diventato Alto Academy. Ok, perfetto. E quindi io vedo tanto un problema culturale, ok? Perché noi cerchiamo sempre di paragonare Brasile, Argentina, eccetera. Però qual è il contesto culturale, ok? Se parliamo di Brasile, il Brasile oggi, il futsal è lo sport più praticato tra gli adolescenti, più praticato anche del calcio. Ma come mai? Prima cosa, il futsal è dentro a tutte le scuole del Brasile. Quindi ci sono campionati tra le classi, ci sono campionati tra le scuole, ci sono campionati universitari, ci sono campionati che promuovono la disciplina del futsal. Poi c'è da capire questa cosa qua. Il calcio in Brasile è completamente business. Quindi tante società cosa fanno? Utilizzano il calcio a 5 come un qualcosa in più per poter formare i giocatori del calcio, per poter metterlo in vetrina, per poter venderlo. Ok? Io quando ho fatto il corso della CBF SA in Brasile ho avuto la fortuna di fare il corso con Felipe Sá del Santos, Acácio del Palmeiras, tanti formatori eccellenti, e è interessante che ogni società ha una visione. Se tu vai al Santos, il Santos non vuole avere i giocatori di prima squadra di calcio a 5. Il Santos usa il calcio a 5 per migliorare, per formare i giocatori del calcio. Se tu vai al Corinthians, già cambia un po'. Il Corinthians vuole fare entrambi. Arrivano a 13 anni, chi è più adatto a calcio va a calcio, chi è più adatto a calcio a 5 continua a calcio a 5 e la strada continua, ok? Qua in Italia, adesso, io non sapevo che Aurelio veniva dal calcio, ma ha ancora un po' rafforzato una credenza che ho e che sto sviluppando con gli anni. Forse in Italia non è il calcio che ha bisogno del calcio a 5, ma all'incontrario, è il calcio a 5 che ha bisogno del calcio. Se prendiamo i giocatori, io ne ho a casa, ti do un esempio. Prendiamo un Christian Luca, nazionale italiana, uno dei protagonisti del campionato Under 17, sono stato il suo primo allenatore all'Auto Academy quando aveva 7 anni. Dopo l'ho ritrovato, dopo 10 anni, no, di meno, dopo 8 anni,
e in un anno era a Roma, ma ha fatto tutto il percorso giovanile nel calcio. Un Marco Recchia, la stessa cosa, ha fatto il percorso nel calcio e fa benissimo nel calcio a 5. Aurelio è venuto del calcio, Nicola Moroso del calcio. Quindi, secondo me, e da quello che sto osservando, per poter crescere il nostro sport, prima cosa dobbiamo entrare nelle scuole, perché i bambini, i ragazzi non conoscono il calcio a 5. Questa settimana a Verona ho finito il percorso con le scuole private e pubbliche, dove ho avuto l'occasione di insegnare calcio a 5 a più di 230 bambini da novembre. 5% di questi bambini conoscevano il futsal. Gli altri non conoscono, non sanno cos'è. Okay? Olimpia Verona è una società di calcio, non è una società di futsal. Adesso hanno una prima squadra di futsal, perché con la fusione che hanno fatto con Hellas Verona Calcio a 5 è entrato con Luca Castagna, che faccio i miei saluti, una prima squadra di futsal. Però il vivaio hanno più di 200 ragazzi, ma erano tutto calcio. Quest'anno con questi ragazzi del calcio abbiamo messo Under 9 Calcio a 5, Under 11, Under 13, Under 15, Under 17. La 19 c'era già. Perciò con il discorso del doppio tesseramento, secondo me il calcio a 5 può alzare ancora di più il livello prendendo i ragazzi del calcio. La marca Futsal ha fatto bene durante tantissimi anni, ma parlavo con mio amico Gio Batta, anche loro prendevano i ragazzi del Montebelluna Calcio. L'Auto Academy ha fatto una partecipazione al campionato di calcio a 5, è arrivato in finale nazionale. Quindi, dal mio punto di vista, è una domanda che faccio a tutte le società, a tutti gli allenatori, se forse non è il futsal che ha bisogno del calcio e non l'incontrario. Vediamo cosa risponde Gabriele Landi. Ciao Gabriele, ben trovato, il tecnico della Mestre Fenice in collegamento direttamente da Mestre, perché ha da poco finito l'allenamento. Mi senti Gabriele? Sì, buonasera a tutti. Ciao Gabriele, tra l'altro in macchina, bellissimo in macchina, si starà spostando tra una palestra e l'altra, visto che ti è permesso soltanto qualche minuto di tempo libero, perché tra un allenamento e l'altro alleni tutto. Sì, guarda, era il posto più silenzioso che ho trovato al momento e l'ho sfruttato. Ascolta, non so se hai sentito cosa ha detto Tiago Reisner, responsabile del settore giovanile dell'Olimpia Verona. Stiamo parlando anche di giovani. Tiago dice forse è il calcio a 5 che ha bisogno del calcio. Tu cosa ne pensi? Visto che comunque vivi una società che sta lavorando da tanti anni, adesso Mestre e Fenice assieme, comunque Fenice bestia nera dell'Arzignano, te lo dico perché ero sempre per la Tezza a vederli, insomma i giovani nel territorio veneziano, Mestre e Fenice, insomma, sono importanti. Sì, è un po' secondo me l'Eterno è nato prima l'uovo, è nata prima la gallina, nel senso che c'è interscambio, quello è poco ma sicuro. Probabilmente una volta il calcio a 5 era visto come il calcetto per gli ex calciatori e attualmente sicuramente c'è ancora bisogno di qualche ragazzo dal calcio che possa fare o un doppio percorso, visto che adesso è possibile, oppure intraprendere una carriera con noi. Dall'altro lato è anche bene che ci sia chi ha modo di fare un percorso completo, duraturo nel tempo e che permetta di costruire. Sicuramente ad oggi ci sono delle criticità nel calcio a 5 a livello di scuola calcio, nel senso che a parità d'età i bambini da noi giocano meno mediamente. E quello sicuramente è un problema che in qualche modo bisogna cercare di risolvere. E questo sicuramente porta tante volte qualcuno a fare quella scelta di spostarsi verso il calcio. E questo dopo sta anche un po' sia alla società che alla federazione cercare in qualche modo di coinvolgere il più possibile ragazzi e famiglie in un percorso che sia, scusate il gioco di parole, più coinvolgente possibile.
secondo me sta un po' nel mezzo la verità. Non penso che nessuno dei due sport sia, tra virgolette, servo uno dell'altro, ecco, nel senso che il calcio a 5 ad oggi, parlo magari per la nostra realtà, però comunque abbiamo gente che fa questo percorso da tanti anni. Guarda, Gabriele, Tiago si è preso il microfono. No, Stefano, allora, tu prima hai parlato di Barcellona, no? Barcellona è la visione, come più o meno dice Gabri, se tu vuoi diventare un calciatore di football sala, di futsala, di calcio a 5, tu da piccolino devi iniziare calcio a 5. Se tu vuoi giocare a calcio, da piccolino vai a fare calcio. Quindi loro hanno ben chiaro cosa vogliono. Mentre, ho detto, Brasile è una cosa, in Italia un'altra, c'è ancora da capire qual è il sistema più giusto per far crescere in Italia il calcio a 5. A casa tua, Gabriele, comunque calcio a 5 importante a livello di settore giovanile, lo abbiamo detto anche in apertura, insomma, quando abbiamo letto i risultati, anche se gli ultimi risultati tra Coppa Under 19 e Coppa Divisione non hanno sorriso, però Mestre Fenice che continua a sfornare talenti nel giro della nazionale, talenti che sono protagonisti in Serie C1. Qual è un po' l'ingrediente giusto che avete trovato lì vicino alla laguna per far sì, insomma, che la vostra società, le vostre squadre siano sempre lì pronte a primeggiare? Ma diciamo che lavoriamo tanto e quel tanto lavoro poi a un certo punto si spera che porti a un qualcosa di importante che sia legato sia ai risultati, ma che sia comunque legato a un percorso di crescita che permetta ai giocatori nel lungo periodo di avere un bagaglio forte e di avere un bagaglio più completo possibile. Per noi l'esperienza della C1 quest'anno, che abbiamo conquistato l'altro anno tramite i playoff e l'ottima stagione fatta in C2, sicuramente è una parte di bagaglio importante perché ci sta mettendo di fronte a delle squadre molto attrezzate fisicamente, a livello di esperienza, a livello di intensità, a livello di qualità. E noi, insomma, i più grandi che giocano sono 2005, quindi per noi questo è stato un aspetto molto importante, come lo è stato l'anno scorso. Dopo è chiaro che si passa all'aspetto che io lo dico sempre, non è mai scontato fare i risultati, no? Nel senso che tante volte ci troviamo per dire che in queste due competizioni che hai appena citato siamo arrivati tra le prime 8 in Italia. È chiaro che c'è il rammarico di essere usciti, però chiaramente eravamo intanto tra le prime 8 in Italia. Le società in Italia non sono poche, quindi noi guardiamo chiaramente il fatto che vogliamo andare avanti, cioè nel senso l'obiettivo nostro ieri ad Asti e l'altro ieri con l'Active era di passare il turno, non è che abbiamo giocato per non farlo e così non ci accontentiamo neanche del fatto che eravamo tra le migliori 8, perché è quello che ci dice e ci fa andare avanti. Ci fa andare avanti nel senso che ci fa porre degli interrogativi per dire cosa potevamo fare meglio, cerchiamo di andare a correggere, andare a sistemare, andare a fare qualcosina di più. Però partiamo dall'aspetto, secondo me, che non è scontato essere lì, e essere lì è comunque bello e sono cose che vanno godute. Per quanto riguarda la formula magica, secondo me non c'è formula magica, c'è tanto lavoro, ci sono dei ragazzi che hanno fatto un percorso molto lungo, e quello che dicevo prima, nel senso che ci sono ragazzi che giocano questo sport ormai da penso 8, 9, 10 anni e altri che magari nel Veneto abbiamo visto, ci abbiamo giocato contro e abbiamo trovato un punto di incontro, allora ha fatto piacere, per esempio Alessandro Guariento, per fare un nome che conosciamo tutti. Gli abbiamo proposto un percorso di crescita con noi che è legato al presente ma anche al futuro, insomma, e quindi quel mix sicuramente ci sta dando un qualcosa in più, evidentemente. Vorrei chiedere a Diego Albertini, e poi lo chiederò anche ad Aurelio, Ivan Bonato, il DS del Don Romeo,
scrive un messaggio, un problema che purtroppo ci si scontra, almeno personalmente, parla per la sua storia, è che i ragazzi vedono il calcio a 5 come lo sport di ripiego da giugno a luglio a campionato di calcio fermi. Cosa ci puoi dire, Diego, tu che comunque il calcio a 5 l'hai giocato tanti anni fa, dove c'era ancora meno pubblicità, ma dove insomma lo si viveva in modo importante, non solo d'estate? Intanto lo saluto Ivan. Sì, è chiaro che 20 anni fa c'erano tutte queste sagre paesane o quant'altro, questi 24 ore, tu ovviamente a fine stagione iniziavi ad andare a giocare a calcio a 5, però poi dopo chiaro che da lì è nato un movimento e nel tempo questo movimento secondo me è diventato un punto di riferimento. Io se devo fare un passo lì sul discorso che faceva Tiago prima, è chiaro che abbiamo gente che ha allenato la nazionale di futsal come Bellarte, che è andato alla Juventus per dire, a cercare di insegnare determinate metodologie di gioco. Quindi, cioè, nel senso, come è stato anche, se ti ricordi, Stefano Sottoriva, che è stato un mio allenatore e anche compagno di squadra. Quindi, cioè, sono effettivamente due sport che cercano di incrociarsi, anche se effettivamente un punto di incontro non sia proprio così facile. Per realtà, come diceva Ivan, come faceva la domanda Ivan, se non hai un grosso indotto diventa complicato trovare ragazzi, complicato trovare gli under, che chiaramente a quell'età lì a volte hanno altri interessi, e quindi riuscire a convincerli non è proprio una cosa così facile, ecco. Aurelio, stessa domanda per te. Tu comunque sei arrivato dal calcio e magari il calcio 5 l'hai conosciuto appunto lì con i tornei estivi. Diciamo che sono un po' d'accordo con questo. Anch'io, giocando a calcio 11, ho sempre praticato tornei estivi e sempre visto come uno sport a parte, sempre visto come un divertimento, un passatempo, e questa è la visione che hanno anche tanti miei amici, tanta gente che conosco che pratica il calcio 11. Però io, che mi sono introdotto in questo mondo, ne è la conferma che è un mondo molto più complesso di quello che sembra da fuori, è un mondo molto più speciale, un mondo molto più lavorato. Di conseguenza credo che per chi non lo vive da fuori possa avere una visione diversa di quello che è questo sport, ma chi ha la fortuna di viverlo realmente capisce che non è poi tutto così semplice come sembra da fuori. Allora, sempre restando con te Aurelio, poi stessa domanda per tutti i nostri ospiti di questa seconda puntata di Zona Futsal: cosa bisogna fare per aumentare la credibilità, per aumentare insomma la pubblicità anche del nostro mondo? Noi da parte nostra di Futsal Veneto TV cerchiamo di mettere in campo tutta la professionalità che abbiamo, e ci ripaga il fatto di ricevere complimenti dalla regione dell'Emilia Romagna, che non erano abituati a una kermesse di genere come quella di Tombolo, ci ripaga anche vedere i palazzetti pieni. Lo è stato lo scorso anno in una sfida tra Don Romeo e Arzignano, ne parlavamo anche settimana scorsa, lo è stato 2 settimane fa tra Valli e Mirano, in un palazzetto stragremito di persone. Cosa bisogna fare perché il calcio a 5 possa fare quello step ancora in più per migliorarsi, insomma? Diciamo che, come è stato detto prima, uno step molto importante potrebbe essere quello di fare conoscere questo sport proprio all'interno delle scuole, far entrare questo sport nelle età giovani, dove è lì che si prende una decisione per quello che è poi lo sport che si andrà a fare in futuro. Questa per me potrebbe essere un'opzione. Poi è chiaro che tutto il lavoro che sta facendo il Veneto è un lavoro importante, un lavoro che chiaramente è apprezzato da parte di tutti, anche da parte di chi non vive questo sport ma semplicemente si trova a vedere una partita. Quindi penso che tutto il lavoro che viene fatto può portare a dei grossi aspetti positivi, ecco. E chiediamolo anche a Gabriele. Gabriele, tra l'altro, mi viene anche un po' da sorridere pensare che Mestre Fenice abbia un super settore giovanile. Non rido per quello che avete costruito negli anni, ma mi viene un po' da sorridere perché nella stessa città
c'è anche il Bissuola, altra società importante, altra società che faccio un nome, i fratelli Chong, insomma, cosa fate voi a Mestre Fenice per tirare fuori tutti questi ragazzi, perché poi partono da lì ma poi iniziano a girare insomma in lungo e in largo, che lavoro dovete fare, che lavoro avete fatto, Gabriele, perché sicuramente le scuole, i campetti, insomma, come vi siete comportati in questi anni? Ma il lavoro nelle scuole è tanti anni che prima come Fenice, adesso come Mestre Fenice l'abbiamo sempre portato avanti. È un lavoro che comunque poi ripaga, nel senso che un po' si fa conoscere lo sport, un po' si fanno conoscere le persone che fanno parte della società, perché poi io penso che anche collegandomi al fatto della credibilità, della serietà e di far conoscere questo sport, le persone poi sono sempre quelle che fanno la differenza, no? Fanno la differenza nel bene e nel male. Quindi tanti ragazzi provengono da quel lavoro lì. Lavoro che nel tempo comunque ha portato diversi ragazzi ad appassionarsi al calcio a 5 e tanti hanno fatto un percorso molto lungo, alcuni di questi ancora sono qui, altri magari sono in altre realtà. Vero poi, come dicevi, che ci sono tante realtà della zona che hanno attinto a questo lavoro per fortuna ed è una cosa che fa piacere, perché vedere comunque ragazzi che giocano in C1, in C2, in B, qualcuno anche in altri campionati, c'è chi è arrivato in Serie A, come Giacomo Mazzoni per esempio, ma lo stesso Alvio Tenderini che c'era andato, o comunque adesso insomma ha appena vinto un campionato di Serie B, con altri tanti ragazzi che hanno lavorato dentro la società. Questo è sicuramente un aspetto. Dopo l'aspetto importante per me è sempre fidelizzare, nel senso che il senso d'appartenenza dei ragazzi è un qualcosa che poi fa sì che siano coinvolti e che gli faccia piacere esserlo. Il sentirsi parte di un qualcosa di importante, ecco. Questo secondo me è un altro aspetto molto importante. Torno da Diego Albertini, sempre collegandomi a quello che è il mondo del settore giovanile. Tu hai allenato 3 anni a Cornedo e sai bene insomma che anche Cornedo a livello di storia giovanile è fiore all'occhiello di quello che è il futsal baby del Veneto, è una delle squadre insomma che ogni anno arrivano lì fino alla fine. Che aria si respira al Pala De Gasperi quando ci sono i ragazzini a Cornedo? Che ricordi hai di quei momenti? Tu eri vabbè in prima squadra, però comunque i giovani li vedevi da vicino. Intanto, cioè, sì, sicuramente loro hanno questo vantaggio, anche se posso dirlo, di avere un palazzetto gestito da loro. Questa è un'altra cosa che ahimè non è facile, perché chiaramente per altre società riuscire a trovare un impianto dove poter organizzare tutte le ore non è cosa così scontata. Loro chiaramente, la cosa bella per certi versi è anche vedere tra il primo e il secondo tempo, a fine partita, no? Tutti questi bambini che entrano in campo, tutti questi che vogliono giocare, questo sicuramente è anche un motivo per spronare, ecco, questo sport. Però ti dico, faccio un passo indietro alla domanda che facevi prima. Secondo me il lavoro non è sbagliato, cioè il lavoro è corretto. Mi dicevi prima se si può fare qualcosa in più. Secondo me la strada è corretta, parlo del maschile. Gente come Gabriele, come Tiago, sono persone molto preparate, che hanno saputo e che sanno da dove partire per dove arrivare. Quindi secondo me bisogna dare fiducia a queste persone qua. Secondo me i tecnici preparati fanno la differenza, soprattutto nei settori giovanili. È chiaro che quelle che a volte vengono a mancare, che magari io faccio l'esempio di 20-25 anni fa, sono le risorse a livello di sponsorizzazioni. A volte ci sono società che tribolano veramente per riuscire anche a trovare sponsor minori, ecco, quindi queste cose qua possono fare la differenza, ecco, sia a livello di gestione sia a livello di pagamenti degli impianti e quant'altro. Però
la strada non è sbagliata, parlavi di Bissuola, parlavi di Antenore, cioè nel senso le società venete stanno facendo bene nei loro campionati, Mestre Fenice ha 2 squadre, capito, tra livello nazionale e regionale a livello importante, e tante altre, Verona stessa cosa. Quindi secondo me la strada è giusta, di più bisogna riuscire a trovare il modo per poter investire, ecco. Tiago, finiamo questo discorso con te e mi collego anche a quello che scrive Marco Guidolin, presidente del Carmen Vigio Longare. Ci vuole tempo, ma ci vogliono anche insegnanti che credono nel calcio a 5. Anche tu, rapporto con la scuola, rapporto con tanti giovani. Qual è secondo te la tua ricetta per dare slancio maggiore al nostro pallone a rimbalzo controllato? Stefano, dal mio punto di vista dobbiamo cercare un modo di coinvolgere più i bambini, perché i bambini che saranno il futuro di questi sport. Quindi perché tutti vogliono fare calcio? Perché guardano in TV, giornali, internet, di qua, di là. Se riusciamo a portare i bambini a vedere le partite di calcio a 5, magari un progetto con la scuola, porta una classe a vedere una partita, i bambini si innamorano di quella cosa, magari vogliono diventare come uno di loro, perché quando allenavo all'Auto Academy e giocavo a Carracchio Urbano, venivano 20-30 bambini a vedere le partite. Quindi è una cosa che fa la differenza. E un'altra cosa, collegato al presidente, che è scritto lì. Sì, il presidente del Longare. Ci vuole pazienza. È una cosa che ancora tante persone fanno fatica a capire è la differenza tra formatore e allenatore. Il formatore, tutto quello che fa un formatore è un risultato a medio-lungo termine. Un allenatore è corto termine, è già, se non vai bene, dicembre, ciao, la squadra deve performare. E alle volte c'è lo sbaglio che ci sono degli allenatori dentro il settore giovanile che vogliono risultati. E avendo risultati, purtroppo mettiamo delle pressioni ai bambini, ai ragazzi che non devono subire quello tipo di pressioni e mollano. Quando faccio riunione tecnica con i nostri allenatori o dove vado a parlare di calcio a 5, mi piace tanto paragonare il settore giovanile come una catena di montaggio di un'automobile. Quindi magari la prima cosa che arriva è il telaio, dopo metti, non so, il coperchio, là, non so come si dice, la cappota, le ruote, dove una fase dipende del lavoro fatto di quella precedente. Il settore giovanile alle volte arrivano giocatori under 17, under 19 prima squadra che è come una macchina con 3 ruote, senza volante, senza sterzo, 2 sedili, un sedile capovolto, quindi le società c'è da capire prima cosa vogliono fare e se vogliono puntare sul settore giovanile devono essere coscienti che è un lavoro medio-lungo termine, non è immediato. E mi collego anche alla preparazione delle persone che lavorano con i giovani, perché girando nei campi di Vicenza vedevo tanti pensionati appassionati. Per carità di Dio ci vogliono le persone appassionate, ma ci vogliono anche persone preparate. Però le persone preparate hanno bisogno di vivere e quindi c'è sempre questa battaglia, come mai il settore giovanile tu hai un rimborso spesa che non puoi fare niente e conosco allenatori di Atalanta, Fiorentina, Hellas, la storia è sempre la stessa anche là nelle squadre grosse di calcio. Quindi è puntare sulla formazione dell'allenatore per primo posto e capire se uno è formatore o allenatore in base a quello che è. Io ti dico, io oggi sono un formatore. La società Olimpia Verona non mi ha mai detto deve vincere, deve arrivare a girone elite, anzi siamo riusciti quest'anno a portare under 15 e 17 a girone elite, roba mai successa prima. Qualcuno della società ha detto cavolo, avete fatto in 3 mesi quello che aspettavamo per i prossimi 3 anni. Quindi ci vuole pazienza e competenza. Intanto i saluti di Andrea Rozzato, grande qualità per Tiago. Andiamo anche a vedere quello che il buon Nicola Cecchinato ci vuole dire della C2, allora andiamo ad ascoltare le parole di Cecchi Gol sui 3 gironi della C2 del Veneto. Bentornati in Zona Futsal.
Time accende i riflettori sui 3 gironi della Serie C2. Siamo ufficialmente entrati nella fase critica della stagione. Le regole sono ferree, la prima classificata volerà direttamente in Serie C1, per la seconda e la terza il percorso prosegue ai play-off. Attenzione alla forbice, se il distacco tra loro sarà di 7 o più punti, la seconda accederà direttamente alla fase successiva. In coda il dramma sportivo, l'ultima in classifica retrocederà senza appello in Serie D. Riflettori puntati sul girone A. La capolista Cuore Celtic Verona viaggia a ritmi forsennati con 54 punti. I veronesi ricevono il calcio 2000 puntando a chiudere la promozione in anticipo, forti della miglior difesa. Il Futsal Trissino deve battere il Longare per restare in scia e mantenere il Plito 13 sulla terza per la finale playoff. Scontro fratricida a Malo tra Compagnia e Città di Malo per difendere o strappare l'ultimo slot virtuale per i playoff. In coda è all-in per il Giorgione B nel derby con la Virtus Castelfranco, mentre Tiene e Valpolicella lottano per evitare l'ultimo posto. Passiamo al girone B, equilibrio sul filo del rasoio tra la capolista Mirano e l'Armata Clodiense. Il Mirano ospita il Cuosa Pellari, con soli 25 gol subiti e un pullacen 63 di differenza reti e la corazzata da battere. Il Chioggia sfida la Luparense, obbligatori i 3 punti per non veder scappare il Mirano verso la C1. Martellago, Fiori Monchis e Pernumia puntano dritto al podio in una serie di derby e match vitali per la classifica. Lo Sporting Scorze affronta il fanalino di coda Moniego, che cerca una prova d'orgoglio per onorare il campionato. Infine il girone C, il più incerto, con 3 squadre in soli 3 punti e una vetta tutta da decidere. Con il Bassano a riposo, il Monticano ha l'occasione del sorpasso sul difficile campo del San Vemille. Lo United Rossano punta al bersaglio grosso contro il Vedelago per mettere pressione asfissiante sulle rivali. Sfida frontale tra Infinity e Arcade, in palio l'ultimo pass per i playoff e il sorpasso in classifica. Per Caerano e Came Treviso Squadra B sono match point drammatici per evitare la retrocessione diretta. Il futsal non smette mai di emozionare. Buona serata a tutti da C5 Time, alla prossima puntata. Il buon Michele ci fa anche gli scherzetti dalla regia, sono pronto, sono nato pronto, caro Michele. Abbiamo allora ascoltato i numeri della C2 del buon Cecchi, campionati equilibrati, girone C molto equilibrato. Nel girone A l'amico Cristiano Bassi che ci starà guardando ha fatto un piccolo piacere al Trissino, fermando la formazione del Cuore Celtic Verona che comunque ha 4 punti di vantaggio. Nel girone B invece, dopo il pareggio tra Valli e Mirano, il Mirano ha approfittato del piccolo passo falso della formazione Chiogiotta per prendersi il primato in solitaria. Gabriele, visto comunque che ci sono molti giovani anche in C2, voi guardate anche quelle che sono le società lì limitrofe veneziane, oppure già con il vostro grande bacino avete già proiettato per quello che saranno i prossimi giocatori da portare in C1? Ma ti dico, noi la C1, che l'anno scorso era C2, per noi nasce come percorso di crescita e percorso formativo. Dopo realmente abbiamo ottenuto anche ben più di quello che ci si aspettava già l'anno scorso. Noi guardiamo sempre un po' tutti, nel senso noi teniamo sempre sott'occhio tutti i ragazzi che ci sono in Veneto, al momento solo in Veneto, e dopo si ragiona insieme ai diretti interessati nel caso, ma i diretti interessati intendo anche all'interno della società tra di noi, e poi dopo si valuta il da farsi, non è che abbiamo degli obiettivi ogni volta di tot persone. Ci sono delle situazioni, come è successo con Alessandro Guariento, con cui col Pressana si è trovato d'accordo, nel senso che anche per loro è stato un bel momento, nel senso che mi ricordo che quando siamo stati lì è stato un momento importante per entrambe le società, ecco, quando Ale ha firmato con noi. Noi cerchiamo di vedere tutto, dopo possiamo anche sbagliare chiaramente, però cerchiamo di essere presenti.
Intanto mentre parlava anche Gabriele, avete visto anche il gol di Rosa, giocatore del Carmen Vision Longare, un rinforzo del mercato invernale, e questo allora mi porta anche a dire: se avete materiale mandatelo, o è sottoscritto, tanto il mio numero, potete seguirmi anche su Facebook, su Instagram. Tra l'altro nelle ultime 2 settimane una marea di persone hanno chiesto la mia amicizia, fosse stata una ragazza, no, tutti maschi, quindi Diego, di anche tu alle tue ragazze che seguono il buon test e il buon futsal, il canale di Futsal Veneto TV. No dai, a parte le battute, insomma, se avete materiale mandatelo, qualsiasi cosa, perché comunque le porte di Zona Futsal sono aperte a tutti quanti, dalla A alla D, con il femminile compreso dalla A alla C, settori giovanili, perché comunque il giovanile è il futuro importante della nostra disciplina. Gli saluti anche di Cristiano Bassi per mister Albertini, l'abbiamo nominato prima. C'è grande fervenza, anche c'è grande passione anche in Serie D. Ovviamente andremo a scoprire anche nelle prossime settimane quello che ci regaleranno i gironi del Veneto. Intanto vedo che c'è pronta anche una lavagnetta magica, chissà quale indicazione daranno al sottoscritto, che tanto io vado avanti perché la pizzeria l'hanno prenotata verso le 10:30, quindi insomma abbiamo ancora un po' di tempo, no dai, a parte le battute. Beh, al buon Gabriele ricordo anche di ricordare al buon Mariano Bidoia che la maglietta MFC5, insomma, a me piace molto. Ecco, magari se un giorno arriva, ecco, insieme ai margarini sarei felice. Guarda, i margarini faccio prima prometterteli che quando ci vediamo in qualche modo ti ricordi che abbiamo provato anche ad andare a prenderteli. La maglietta è un po' più complesso, vediamo. Dipende poco da me. No, ma questo si fa per ridere e scherzare. Tra l'altro, parlando di maglietta, intanto non inquadratelo, ma il buon Tiago ha portato anche un pensierino per Zona Futsal. Eccolo qua, ho detto non inquadrarlo e subito me ne inquadro. Eccola qua, la maglietta, il primo regalino per Zona Futsal, eccola là, la telecamera proprio quella. Come ti dicevo prima, non sono proprio i miei colori preferiti, io preferisco un po' il bianco e il rosso. Mi fa un po' bruciore toccare il giallo blu, però grazie mille Tiago, ovviamente in bocca al lupo, anche se le magliette che ci regalano non potranno mai essere indossate né da me, né da Michele, né da Andrea, insomma, ecco, vabbè dai. Ce ne faremo una ragione. Ancora una decina di minuti scarsi. Allora andiamo un attimo, torniamo dal buon Gabriele per parlare anche di quella che è la Serie A2, perché una stagione iniziata un po' in difficoltà, ok? E poi l'avvicinamento in panchina, ovviamente Gabriele non aveva nulla da fare, gli hanno detto con il buon Mostro Campagner prova a seguire anche la Serie 2, perché tanto cosa sono? 4 allenamenti a settimana più le partite in giro per il nord Italia, 17-19 responsabile tecnico, insomma Serie C1 Next Gen, insomma Gabriele, l'abbiamo detto, adesso lo vediamo in macchina, ma poi lui va in spogliatoio, perché dorme in spogliatoio sicuramente, non è, a parte le ennesime cavolate che so dire molto bene, una 2 che comunque l'avete risollevata e manca poco a livello di partite, però Mestre Fenice che deve restare, come tutte le venete, in Serie 2 Elite, a parte il Padova che andrà in A. Sì, è una stagione particolare, cominciata male per diverse motivazioni, non stiamo qua neanche a sviscerare. Ci abbiamo messo un po' di tempo a trovare una serie di equilibri. È una stagione in cui comunque veramente, ma non per trovare degli alibi, perché non mi interessa assolutamente, ma perché realmente abbiamo dovuto far fronte a tante situazioni particolari di infortuni strani, un gomito, un naso, un metatarso, cioè tutta una serie di situazioni che non sono prevedibili in nessun modo, e questo fa sì che appena si trova un equilibrio bisogna trovarne subito un altro di nuovo. I conti facciamoli alla fine, noi stiamo lavorando tanto per mantenere la categoria, quello è poco ma sicuro.
abbiamo fatto una serie di prestazioni buone, abbiamo trovato anche dei risultati importanti e andiamo avanti. Insomma, la partita dell'altra sera con l'Active Network ci deve dare una consapevolezza, mantenendo sempre l'umiltà di fare le cose semplici ma concrete, mi piace dire a me sempre ai ragazzi, però ci deve dare una consapevolezza, insomma, dei nostri mezzi. Abbiamo fatto un'ottima prestazione che poi è quello che ci permette di avvicinarci ai risultati, perché si può vincere anche senza prestazione, ma con la prestazione la percentuale aumenta abbastanza in maniera importante. Non è ovvio, non è mai niente ovvio, però insomma noi lavoriamo per mantenere la categoria e cercheremo di farlo in tutti i modi. Torniamo in studio con Aurelio Grisciai, capitano di BS Miane, battute finali, venerdì la sfida con il Pupi, da sfruttare il fattore campo, che obiettivo hai per questa partita e soprattutto qual è il tuo obiettivo di gol, quella maglia numero 11 da portare a termine in questo torneo di C1, tu che giochi anche comunque con l'Under 21 che ricordiamo campione d'Italia in carica di categoria. Beh, l'obiettivo principale, come dicevo prima, è la vittoria, è portare 3 punti a casa e matematicamente anche la salvezza. Se riesco a contribuire anche con il gol, è molto importante per me, siccome diciamo che vivo per quello e di conseguenza spero di aiutare la mia squadra ad ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati, togliendomi anche la soddisfazione del gol. Fra qualche settimana parleremo di torneo delle regioni, tu per motivi di età ne sarai escluso, l'anno scorso però c'eri, non è andata come tanti speravano, insomma come il movimento veneto sperava, ma l'augurio, in bocca al lupo che dai tu, Aurelio Grisciai, per quelli che andranno a vestire la maglia granata in terra laziale il prossimo di aprile. L'augurio che mi sento di dare è quello di viversi veramente l'esperienza in tutti i momenti, è un'esperienza importante che aiuta a crescere, aiuta a maturare, di conseguenza comunque vada, quello che consiglio di dare è quello di viversi ogni momento al massimo e di dare il massimo per ottenere quello che è l'obiettivo. Domenica alle 16 invece il Città di Tiene femminile di mister Diego Albertini ospiterà il Futsal Marco Polo. Diego, un campionato che in classifica, abbiamo visto anche prima, vi vede al 4° posto, siete lì che vi giocate comunque il bronzo. Quali sono gli stimoli, quali sono gli obiettivi per questa ultima parte di stagione, Diego? Intanto Marco Polo è una squadra che nel girone di ritorno ha fatto molto bene, sono rinforzate, quindi sicuramente sarà un test importante. Io probabilmente alle ragazze non è che pongo tanti obiettivi, tranne quello che ogni settimana ci tengo che loro riescano a crescere, ecco, sia come gruppo che a livello tecnico e tattico. Loro lo stanno facendo benissimo da una stagione e mezza che sono lì con loro. E quindi credo che l'obiettivo, abbiamo ancora 4 partite, cerchiamo di fare 12 punti. 4 per 3, 12, la matematica non è un'opinione e l'augurio ovviamente da parte di noi di Futsal Veneto TV, di Zona Futsal, è quello che tu possa appunto raggiungere questo obiettivo. Torniamo un attimo in macchina dall'amico Gabriele Landi, Mestre Fenice che sabato pomeriggio invece riceverà la visita dell'Eco. Parliamo appunto di A2 perché se dovessimo fare il conto di tutte le partite, insomma, dovremmo stare qui un'altra oretta circa. Inseguite la salvezza, ma tu che sei partito dai giovani, perché comunque eri con i Pulcini ancora alle Venezia, si parla di tanti anni fa. A te invece chiedo l'obiettivo da raggiungere per una carriera che nonostante la tua giovane età è già importante da qui ai prossimi anni con la maglia del Mestre Fenice, Gabriele. Diciamo che intanto pensiamo a cercare di salvare questa di stagione. Obiettivi sinceramente sì, nel senso sono uno ambizioso, ci tengo, ma ci tengono più che alla categoria a quello che si fa. Mi piace il fatto che si possa lavorare a 360 gradi in maniera importante, che ci sia competenza e passione, che ci sia modo di sviluppare progetti, che è quello che mi è sempre stato concesso di fare
ed è quello che secondo me è la cosa più importante, perché poi se no le stagioni sono fine a se stesse e non è mai utile secondo me come cosa. Il futuro vediamo cosa ci riserva, al momento si sta bene, teniamoci le cose, ma lavoriamo per continuare a risollevare la situazione generale, ecco, della prima squadra chiaramente. Il resto, l'Under 17 sta facendo un ottimo campionato, abbiamo fatto una bella vittoria a Cornedo sabato scorso, a sostituirmi c'era Nicola Valdesca che è il mio secondo in Under 17, visto che io ero a Padova col Petrarca, cosa che quando succede invece di venerdì c'è Daniele Miotto con la Serie C1. Con l'Under 19 siamo primi, mancano 2 giornate. Gli Under 15 che seguo indirettamente, allenate da Davide Campagnere e da Andrea Moscarella, stanno facendo un ottimo percorso nei rispettivi gironi, quindi diciamo che non ci lamentiamo, ecco. Continuiamo a lavorare però cercando sempre di fare qualcosina di meglio. L'hai nominato il mostro che cercherà il bis anche quest'anno dopo aver vinto l'Under 15 lo scorso anno. Non so Tiago quanto ne sia felice, ma insomma saranno belle sfide. E Tiago, finiamo il giro con te, siamo ormai ai titoli di coda. Invece il tuo sogno, perché ne hai viste tante, ne hai vissute tante, il tuo sogno per il futsal veneto, per il futsal italiano, ne abbiamo parlato tanto, ma comunque se dovessi riassumere in poche parole quello che speri di vedere magari quando sarai tu il pensionato lì a guardare i cantieri, quelli del calcio a 5. Mio sogno per il futsal, non solo veneto, ma come italiano, è che l'Italia possa tornare ad essere tra le prime 3 al mondo. E sappiamo che non è facile, è successo 1 o 2 volte, non mi ricordo. Tanti anni fa, aggiungo. Tanti anni fa, sì, 2008, terzi se non sbaglio, no? In Brasile addirittura. Il mio sogno è che i ragazzi, che questo sport cresca, questo sport venga rispettato, che noi come allenatori, come formatori, come giocatori, come società, che noi possiamo imparare a vendere meglio questo prodotto, perché alle volte non sappiamo vendere questo prodotto, e che diventi una potenza come è in Spagna, come è in Portogallo, come è in Brasile. Il mio sogno è quello. Grazie a Digital Vision per aver allestito la sala che l'Eindas Veneto ci mette a disposizione qui negli studi di Mediagol a Bolzano Vicentino. Grazie a Roblox per le immagini, gli highlights della Serie C1. Grazie a C5 Time per averci regalato i numeri con le parole del buon Nicola Cecchinato, e grazie ai nostri ospiti. Grazie a Diego Albertini, in bocca al lupo per la stagione, Diego. Grazie anche a voi, in bocca al lupo per la trasmissione e per tutto quanto. Buon futsal a tutti. Crepi il lupo, grazie a Gabriele Landi, ti abbiamo atteso ma ne valeva ovviamente la pena. In bocca al lupo per la tua Mestre Fenice in tutte le salse di categorie varie. Ciao Gabriele. Grazie a voi, grazie mille dell'invito. Sicuramente ci sentiremo ancora presto. In studio invece grazie ad Aurelio Grisciai, capitano del DBS Miane, porta i saluti al buon Nogara. È sempre fastidioso con i portieri? No, dai, il giusto. Grazie mille per l'invito, grazie veramente. E mi raccomando, vai piano quando torni a casa. E grazie anche a Tiago Resner, il responsabile del settore giovanile dell'Olimpia Verona, per essere stato qui, e in bocca al lupo per quello che sarà il torneo delle regioni con l'Under 17, con l'Under 15. Insomma, chissà che anche tu possa portare emozioni al Veneto interrazziale. Grazie Stefano, grazie a tutti, grazie dell'invito. Grazie allora da parte mia del vostro test per questa seconda puntata. Abbiamo superato di 10 minuti quella della scorsa settimana perché avevamo 4 ospiti e avevamo tanti contenuti su cui parlare. La potete rivedere la puntata, potete anche commentare, mi raccomando. Se avete immagini, video, qualsiasi news, fate riferimento alle pagine, ai canali di Futsal Veneto TV e ai canali di Zona Futsal, Instagram, Facebook. Io sono un boomer, non li seguo, ma c'è il buon Andrea Di Giambattista che ringrazio dietro le quinte, e grazie anche a Michele Di Giambattista. Dal vostro test sempre viva il futsal, ci vediamo giovedì prossimo sempre qui live alle 20:30 per una nuova scoppiettante puntata di Zona Futsal.